Eccoci qua, mister. Un 1-1 che la soddisfa o le lascia un po' di rammarico? 1-1 a due facce, abbiamo preso un gol su una disattenzione, siamo stati bravi a rimettere subito la partita in gareggiata. L'unico rammarico può essere nel fatto di aver gestito non nel migliore dei modi qualche contropiede che con un pizzico più di lucidità magari poteva portarci a qualcosa di più importante, però ripeto, ci sta, i ragazzi hanno fatto una gara bella intensa, quindi anche sotto il profilo della lucidità qualcosa poteva mancare. Comunque più che soddisfatto. Sì, due gol nati da sviluppo di calcio d'angolo, perciò palla da fermo. Il Portogruaro forse ha avuto due occasioni nitide per il raddoppio, svenite un po', partita sicuramente non noiosa. Penso che insomma può essere tutto sommato anche soddisfatto dal punto di vista fisico, di salute dei ragazzi. Insomma. Assolutamente, ho la fortuna di essere anche, oltre che allenatore, di essere preparatore atletico di questa squadra, quindi è una squadra che seguo già da un paio d'anni e quindi so quali possono essere i limiti dei ragazzi, come lavorare, come integrare, quindi un lavoro che parte un po' più da tempo indietro. Per quello, ripeto, sono soddisfatto, nonostante sia stata una partita bella tosta, hanno rispecchiato tutte le mie attese. Non è stata una partita noiosa, insomma ci siamo, possiamo dire, anche un po' divertiti sugli spalti. Poi avevate due ex perché Fovero e Poles, esatto. Insomma abbiamo un buon ricordo. Chiudiamo questa intervista con una prospettiva futura, anche se insomma è appena iniziato il campionato. Lei come la vede? È ancora presto per fare previsioni? Assolutamente, come detto al collega, siamo soddisfatti perché teniamo la linea positiva dei risultati. Venivamo dalle due vittorie, era importante oggi non perdere questa partita, specialmente per il morale dei ragazzi. E si cerca sempre di vivere il meglio possibile, giornata per giornata, con il massimo impegno. Se arriva qualche vittoria in più è logico che ci darà un qualcosa in più per approcciare alle successive col morale a mille. Bene, grazie mister. Grazie a voi.